Oh, sto yenna a Usama, sto andando a Usama. Avete mai sentito dire questa parola napoletana? Ma che significa? Belli miei, saluti a voi. Beh, per quanti non lo sanno, vengo e mi spiego. Che ne so, quel momento in cui state facendo il caffè e vi arriva il parente e l'amico. Oh, ma che hai sentito? L'Usama! O magari cercare qualcosa, qualche strada e andare a Usemo. Che significa? Mo te lo spiego. In uno dei dizionari per eccellenza il Può ti scriveva arcaicamente Osema. Osema. Ed era cioè attrarre l'odore delle cose a naso. Ma da dove deriva questa parola? La parola viene dai nostri fondatori, dai greci, e deriva proprio da osmao, che significa appunto annusare, fiutare, andare a naso. E infatti osma significa proprio andare come i cani, no? A fiuto, a naso. Lo scrisse addirittura il Basile, pensate, è una parola antichissima. Beh, belli miei, io non so quanti di voi conoscevano questa parola. E come sempre vi invito a chi più ne sa, più ne metta nei commenti, perché Usama fa parte della nostra lingua, quindi è buona storia. Un bacione.